Eccellenza, ci ritroviamo qui in castello per il tradizionale messaggio di auguri per il Natale e per la fine del 2019. Se dovessimo ripercorrere quest'anno, il 2019, com'è stato? Non ha avuto grandi novità rispetto agli anni scorsi. È stato un anno positivo, un anno vissuto, credo, intensamente per molti aspetti anche della nostra diocesi, sia nelle celebrazioni liturgiche, sia nel cammino con l'anno pastorale che abbiamo incentrato sull'ospitalità e sulla missione, anzitutto l'ospitalità e la missione che nascono dall'Eucaristia, e l'ospitalità e la missione che poi devono diventare stile di vita dei singoli cristiani e delle comunità cristiane. In questo cammino di ospitalità abbiamo cercato di coniugare questo tema dell'ospitalità in modo particolare alla situazione di tante famiglie ferite da separazioni, da divisioni, famiglie che si sono riformate e che, secondo le indicazioni di Papa Francesco, hanno bisogno di essere accolte, di essere accompagnate, di essere integrate nei modi possibili nelle comunità cristiane. Quindi un'ospitalità e una missione che si traducono in tante direzioni, ma che sulle quali abbiamo privilegiato proprio questo aspetto della famiglia e che continuerà cercando anche di attuare le linee che sono maturate in questi 3 anni dopo l'uscita della Amoris Laetitia e che hanno trovato l'applicazione di un testo che ho presentato in varie parti della diocesi e nella nascita di un gruppo chiamato Alle Sorgenti, che sostiene quei percorsi di quelle coppie che intendono avvalersi di questa possibilità loro offerta. Ecco, penso che questi siano gli aspetti principali, emergenti di quest'anno, che peraltro è stato composto da tante altre cose che fanno parte della vita ordinaria e normale delle nostre comunità cristiane e della nostra diocesi. Il clero vittoriese purtroppo è sempre più in via di assottigliamento. Che cosa dire ai suoi preti in occasione di questo Natale, ma in occasione anche del futuro? È vero, c'è stata una serie impressionante di sacerdoti morti proprio in questi ultimi 3 o 4 mesi. Tra l'altro tutti i sacerdoti di ottimo livello personale e pastorale, alcuni davvero stupende come figure di preti. Tutti, devo anche aggiungere, tutti molto avanti nell'età. Per fortuna non abbiamo avuto perdite di preti più giovani, quindi preti che avevano anche compiuto un lungo itinerario di vita, ma che comunque erano davvero delle figure molto 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 belle, a cui le persone e le parrocchie erano attaccate. Anzitutto ringraziamo il Signore per la presenza di queste belle figure. Guardandole si dice abbiamo una vita presbiterale buona, abbiamo un presbiterio buono, l'abbiamo avuto e continuiamo ad averlo. Quindi questo mi pare che sia anche uno stimolo a dire continuiamo nella strada che questi nostri confratelli sacerdoti ci hanno indicato. Poi certo quello dell'assottigliamento del numero dei preti è un fenomeno che però non riguarda soltanto noi di Vittorio Veneto, riguarda tutte le diocesi, eccettuato proprio qualche raro caso, tutte le diocesi italiane, direi di più, tutte le diocesi del mondo occidentale. Noi abbiamo avuto una grande abbondanza di preti nel passato, oggi siamo chiamati a fare i conti con questa diminuzione, il che vorrà dire che
il popolo cristiano dovrà abituarsi a questa nuova situazione, non facendo di meno, ma facendo di più, perché se quelle cose che facevano i preti in passato esoneravano i laici dal farle, oggi non potrà più assolutamente essere così. Quindi una parola di fiducia ai preti, una parola di speranza e di stimolo anche a tutti gli altri componenti del popolo di Dio, i diaconi, e i consacrati e i laici, perché io ho sempre detto questa frase: i preti passano, le comunità cristiane rimangono, i vescovi passano, le diocesi rimangano, e le diocesi non sono formate solo dai vescovi come le parrocchie solo dai preti, ma da tutto il popolo di Dio che devo riconoscere dalla mia esperienza ci tiene che le loro comunità non muoiano, ma proprio per questo c'è bisogno anche di, usiamo questa espressione un po', di darsi una mossa in questo senso, nell'impegno, nella corresponsabilità, nella collaborazione, in modo che tutti, in modo ecclesiale, si facciano vivere, si facciano crescere le nostre comunità, sia parrocchiali che diocesana. I giovani delle nostre comunità vengono spesso menzionati, si fa abbastanza per loro? Quella dei giovani è una questione molto delicata e a volte anche, no, a volte certamente problematica. I giovani sono per certi aspetti, usiamo questa parola, le vittime di una società secolarizzata, vedendo la cultura attorno a loro, vedendo gli adulti attorno a loro, vedendo i loro coetanei o poco più avanti di loro nell'età che abbandonano, possiamo dire così, la pratica religiosa, mettono nel primo posto della loro ricerca di vita altri valori. È ben difficile che i ragazzi, i giovani che stanno crescendo, che stanno individuando una loro strada, possano automaticamente ritrovare la strada del Vangelo, sapendo che questa è una strada controcorrente, chiaramente controcorrente nella nostra società. Quindi voglio dire, potremmo definire le prime vittime di questa situazione di secolarizzazione che interessa anzitutto le generazioni precedenti. Certo, c'è da dire che ci sono, con sorpresa, in questo clima culturale così secolarizzato, ci sono dei giovani, dei ragazzi che continuano a essere sensibili all'annuncio del Vangelo di Gesù, all'amicizia con Gesù, ai valori della vita cristiana. Certo, sono una netta minoranza, questo è fuori di ogni dubbio, e tuttavia non mancano, magari in modi diversi rispetto al passato, però sono presenti. Io quindi ho fiducia, anche perché ritengo che molte volte anche i ragazzi, i giovani che esteriormente fanno scelte apparentemente proprio completamente diverse dal Vangelo, dentro il loro cuore, nel fondo del loro cuore, non hanno tagliato totalmente i ponti con Gesù, con il Vangelo. Certo, per alcuni anni, magari gli anni dell'adolescenza, gli anni della prima giovinezza, Gesù, il suo Vangelo, la preghiera, la pratica religiosa sembrano davvero scomparire. Io penso che non sia proprio così. Quindi non vanno perse le speranze, anche di fronte a loro va annunciato, va presentato, penso ai genitori cristiani che a volte con sofferenza vedono i loro figli abbandonare la pratica religiosa, non devono disperare. Credo che il suggerimento più giusto, anche ai sacerdoti, se si vuole, anche ai catechisti o agli operatori pastorali, ma ai genitori in primo luogo, è quello di vivere il Vangelo loro, di parlarne con rispetto, ma senza vergognarsi anche ai loro figli. Io credo che alla lunga questi semi gettati in un terreno che apparentemente appare sterile e desertico porteranno dei frutti. Magari quando questi ragazzi saranno a loro volta
dei genitori. Quei semi rispunteranno. Io sono convinto, in questo senso qui non dobbiamo mai stancarci, come non dobbiamo mai stancarci ovviamente di raccomandarli al Signore e di ricordarli nella nostra preghiera intercedendo per loro. Ecco, è Natale, ci troviamo davanti ad un presepio, il valore del presepio in questo tempo in cui a volte viene anche strumentalizzato. Ho voluto fare questa ripresa proprio davanti a un albero di Natale e più precisamente a un presepio, ricordando la lettera che Papa Francesco poche settimane fa ha scritto a tutti i cristiani su questo segno molto bello, molto importante che è il presepio. E tra l'altro abbiamo avuto, io personalmente, ma anche con un bel numero di persone da Conegliano, la fortuna di essere a Roma per la presentazione del presepio in aula Paolo VI, proprio con l'udienza particolare del Papa, che ha molto apprezzato la bellezza semplice ma efficace del presepio preparato dalla parrocchia di Parè di Conegliano. Il Papa ha dato questa lettera aiutando le persone a riscoprire sempre di più nel presepio non soltanto un oggetto bello, ma un oggetto che diventa anche un segno, un simbolo che ricorda il mistero dell'incarnazione nei suoi vari personaggi e sottolineando in questo personaggio o nell'altro personaggio vari aspetti del Natale del Signore. Io credo che sia una tradizione bella. Il millennio che abbiamo appena trascorso ci ha lasciato 3 grandi segni della devozione popolare: il rosario, la Via Crucis e il presepio, iniziato per la prima volta da San Francesco a Greccio. Ecco, di questi 3 segni, quello che è più eloquente e viene riconosciuto e attuato dal maggior numero di persone è proprio il terzo, mentre il rosario e la Via Crucis vengono praticati da persone chiaramente credenti, il presepio viene fatto anche da chi è poco praticante o per nulla praticante e anche magari scarsamente credente, però fa il presepio. Perché? Perché il presepio è bello, perché il presepio suggerisce la tenerezza di Dio attraverso la debolezza di quel bambino, Dio con noi, un Dio che non fa paura, anzi che si presenta con un volto davvero credibile e che offre il suo amore, invitando ciascuno di noi che guarda quei segni. Ecco l'importanza di contemplare anche il presepio e i personaggi del presepio. Attraverso quei segni si sente spinto a diventare lui stesso più buono. Io credo che siano frutti buoni da coltivare e da non lasciar perdere. In conclusione, quindi, i suoi auguri ai fedeli della diocesi di Vittorio Veneto e ai telespettatori dell'Atena TV. Gli auguri si sintonizzano con il tema che abbiamo scelto come anno pastorale, quello dell'ospitalità. Mi auguro, come ho scritto anche nell'azione, che possiamo in questo Natale sperimentare l'ospitalità di Dio verso ciascuno di noi. Paradossalmente Gesù, nascendo e trovando poca ospitalità, di fatto ci offre Lui l'ospitalità nel suo amore, ci accoglie, ci invita a lasciarci raggiungere dal suo amore, lasciarci ospitare da esso, e che attraverso questa esperienza di essere ospitati dall'amore del Signore diventiamo noi più ospitali, perché a volte siamo davvero poco ospitali, più ospitali nei confronti delle persone vicine o delle persone anche lontane e che tuttavia hanno bisogno di essere accolte. Tanti auguri di buon Natale. Grazie e ricambio a tutti gli ascoltatori, auguri di un Santo Natale e di un sereno anno nuovo.